Allora, questo quadrante monumentale di cui parliamo oggi è nato nell'idea di Aurelio 4 anni fa, mi pare, quando mi telefona per dirmi che vuole fare un quadrante sopra un osservatorio dell'acqua, che adesso vedremo. Poi ci ha messo un po' di tempo, ma direi che siamo stati perfino rapidi in questo caso, molto più lenti in altre situazioni. Allora, questa è la piantina che ci fa vedere dove si trova questo orologio. Si trova a Borbiago, che è una frazione di Mira, che è a 15 km da Venezia. E diciamo quello dopo. Ecco, qua vediamo la posizione esatta in Borbiago, dove è stato costruito questo orologio. Qui passa l'autostrada e quindi questo orologio è visibile anche dall'autostrada. Quando mi telefona Aurelio mi dice che vuole fare questo orologio su questa torre e mi parla di un orologio terminatore e non di un orologio normale. Un orologio terminatore che non è molto consueto, anzi molti probabilmente non lo conoscono perché non è molto usato. L'orologio terminatore consiste, adesso lo vedremo. Questa innanzitutto è la torre su cui viene realizzato. Questa torre, come dicevo, osservatorio dell'acqua, di notevole altezza, 32 metri, e l'orologio deve essere realizzato su questa superficie in alto, un cilindro che ha 25 metri da terra con un diametro di 12 metri, quindi una struttura enorme. Almeno per me, io non ho mai fatto orologi di queste dimensioni, è una struttura visibile anche da tutto il territorio circostante. Dicevamo che si voleva fare un orologio terminatore. Come funziona l'orologio terminatore? L'orologio terminatore è fatto su una superficie che di solito è cilindrica, come in questo caso. Qui stiamo vedendo il cilindro dall'alto. Il cilindro è illuminato dal sole, quindi ovviamente avremo metà del cilindro che è illuminato e l'altra metà che rimane in ombra. La separazione tra la parte in luce e la parte in ombra è questa linea che viene chiamata terminatore, che ovviamente si sposterà durante la giornata perché il sole si muoverà da est verso sud e verso ovest, e quindi questa linea detta terminatore si sposterà, individuerà sul cilindro posizioni sempre diverse. Noi possiamo usare queste posizioni per individuare l'ora e segnare l'ora istante per istante. Vediamo come nel dettaglio. Qui di nuovo abbiamo il cilindro visto dall'alto che viene illuminato al mattino, supponendo di essere all'equinozio, quindi il sole nasce esattamente a est, illumina questa metà del cilindro e l'altra metà rimane in ombra, quindi abbiamo tutta questa parte illuminata. Dopodiché passa un'ora, il sole si è spostato, sta andando verso sud e comincia a comparire una parte di ombra. Dopo 2 ore la parte di ombra sarà questa, e avanti così, quindi questa linea detta terminatore si sposterà sempre più a sinistra. Arriviamo sono andato troppo avanti. Arriviamo alle ore 12 quando il sole è esattamente a sud e abbiamo esattamente il terminatore qui a metà sull'est, quindi sulla direzione est, e poi avanti durante la giornata il terminatore continuerà a spostarsi a sinistra. Quindi noi possiamo segnare sul cilindro queste posizioni e associare a ognuna di queste posizioni un'ora. Però attenzione, questo lo possiamo fare all'equinozio, perché abbiamo visto qual è la posizione all'equinozio. Se non ci spostiamo un'altra data avremo che il percorso del sole durante la giornata cambia, quindi nasce prima ovviamente e tramonta dopo, e quindi dovremo individuare sul cilindro delle posizioni diverse per indicare l'ora, e quindi per legge
leggere l'ora sul cilindro dovremmo sapere in che data siamo, andare a vedere quali sono le indicazioni che noi abbiamo segnato corrispondenti a quella data e da lì leggere l'ora. Per fare tutto questo i conti da fare sono abbastanza banali, perché questo è di nuovo il nostro cilindro visto dall'alto, questa è la direzione sud, supponiamo che il Sole sia in questa posizione, quindi questi sono i raggi solari incidono sul cilindro con un angolo che è esattamente quello dell'azimut del Sole, quello distante. Questo angolo qua, se ci pensate un attimo, è esattamente uguale a questo, e questo angolo individua sulla superficie del cilindro il punto in cui finirà il terminatore, perché il Sole illuminerà ovviamente tutta questa parte e qui sarà il terminatore. Quindi questo angolo qua io lo posso calcolare ed è uguale al raggio del cilindro per questo angolo, che è uguale all'angolo in azimut del Sole. Questa operazione è fatta per tutte le ore della giornata e per tutte le date a cui sono interessato, mi portano al risultato che volevo. Come faccio a fare questi calcoli? Beh, semplicemente calcolo l'azimut del Sole secondo le formule che mi forniscono l'azimut del Sole in funzione dell'angolo orario, in funzione della latitudine, in funzione della declinazione solare che è associata alla data, quindi cambiando la data cambia la declinazione solare. Un'altra cosa che devo calcolare però è anche l'altezza del Sole, perché io non devo più segnare le ore sul mio quadrante nel momento in cui il Sole è sotto l'orizzonte, ovviamente, quindi devo sapere quando è l'istante dell'alba del tramonto e quindi uso quest'altra formula. H ho detto l'angolo orario, in realtà questo H potrebbe contenere anche la differenza di longitudine, potrebbe anche contenere l'equazione del tempo se io volessi fare un orologio che segna l'ora dell'orologio, del nostro orologio normale. Qui invece è stato scelto di fare un orologio che segna le ore vere locali, quindi che segna le 12 quando il Sole è esattamente al sud della località. Questo è il risultato del grafico che si ottiene facendo tutti i conti precedenti. Abbiamo in orizzontale, cioè segnati su questo asse verticale, i mesi dell'anno. Per ognuno di questi mesi sono individuati i punti sul diametro del cilindro su cui finirà il terminatore alle varie ore del giorno. Queste sono le ore 4, quindi prendiamo ad esempio gennaio. Al 31 gennaio avremo le 4 in questa posizione, le 5, 6, scusate, le 4, sto facendo un pasticcio, sto partendo dal tramonto invece che dall'alba. Allora partiamo di qua. Queste sono le ore, le 8 del mattino, 9, 10, 11, le 12 quando il terminatore sarà esattamente a est e così via, 1, 2, 3 eccetera del pomeriggio. Quindi io per leggere questo quadrante cosa devo fare? Quando vedo il quadrante, quando vedo questo orologio, vedo una parte illuminata e una parte in ombra. Ci sarà una linea di separazione tra le due parti, la parte illuminata e la parte in ombra. Vado a vedere dove questa linea di separazione interseca la linea corrispondente al mese. Qui stiamo facendo un esempio al fine settembre, e quindi questa è la linea di data. Ora il terminatore in questa posizione, l'intersezione è questa. Questa corrisponde alle ore 10, quindi in quell'istante lì saranno le ore 10 locali. Questa è una simulazione di quello che dovrebbe succedere su questo orologio, e poi Dedonato vi farà vedere delle foto. Però una cosa che risulta evidente dalla simulazione, poi anche dalle foto, è il fatto che
l'individuazione dell'ora non è così immediata e così semplice come avviene con un quadrante normale, perché la parte illuminata, la parte illuminata e la parte in ombra non sono così nettamente separate una dall'altra, ma c'è una zona di indeterminazione tra una e l'altra, quindi viene difficile capire esattamente qual è la linea verticale di cui abbiamo parlato teoricamente fino adesso, quindi rimane un'incertezza di un certo numero di minuti. Quindi questo tracciato è stato dato a Pantanali, che ha fornito tutte le informazioni necessarie alla ditta che ha realizzato sulla torre, ha disegnato l'orologio. In realtà però per fare questo trasferimento del disegno sulla torre sono necessarie anche una serie di altre informazioni che non sono per nulla banali, di cui si è occupato De Donà, che adesso vi spiegherà. Grazie Gian. Adesso proprio il nostro presidente di Gnomonica Italiana proseguirà con la spiegazione costruttiva di questo orologio a terminatore d'ombra. Quindi questo va avanti. Allora, io sono venuto a conoscenza di questo progetto alla fine di agosto. Mi chiama Aurelio e mi dice, parlavamo d'altro peraltro, parlavamo forse del seminario da fare a Gorizia, mi dice, ma potresti venire, ci sarebbe da fare questo lavoro di cui io non sapevo assolutamente nulla, perché tu hai il teodolite e col teodolite forse si potrebbe fare l'operazione della origine, diciamo così, degli assi cartesiani, in questo caso che poi è circolare, e farla su questo orologio qui. In sostanza mi spiega, ma non è che mi spieghi molto, mi manda un disegno, mi dice che c'è questa torre di cui si è tutti a conoscenza e mi dice appunto che la sua idea, l'idea di Aurelio, è quella di posizionare, di mettersi a sud. Io non sapevo se andava a sud, a est o a ovest, mi dice mettiamoci a sud e posizioniamo la direzione sud con l'ombra di una staggia al transito del sole al mezzogiorno locale vero, quello che si fa di solito con un filo a piombo, ok? Quindi in sostanza il mio lavoro qual era? Era quello di, col mio teodolite poi, di prendere questo punto che si trova qui a sud e di portarlo in alto, perché mi dice non sono previsti dei ponteggi per salire fino a 30 metri, ma il lavoro era fatto con due autoglu, quindi due autoglu telescopiche molto costavano anche parecchio questi autoglu, e quindi quando loro vanno su con le autoglu bisogna portare questa indicazione sotto, bisogna portarla in alto. Operazione difficile da fare perché sopra siamo su delle autogru, su delle ceste di autogru, quindi in posizione molto delicata e precaria. Era meglio questo farlo da sotto, mettendosi distante col teodolite, puntando a questo punto e poi portando il punto in alto. Nell'idea di Aurelio però c'è questa incertezza, cioè il fatto di riuscire a mettere, un conto è che io abbia una parete piana, un conto che c'è una parete curva. Su una parete curva mettere esattamente il punto a sud, cioè per sud si intende il punto in cui passa per il sud, ma deve essere al centro, e quindi deve passare anche questa direzione, la direzione sud deve passare per il centro del serbatoio. Insomma, mi dà tutte queste informazioni e il problema ecco è questo, vedete che se io ho un raggio di 6,35, una corda di 1 metro, io ho una freccia di 2 centimetri, ma se riduco a 30 centimetri ho una freccia di 1,5 millimetri. Quindi l'incertezza è di sbagliare, di poter sbagliare, questa incertezza mi può portare a un errore che può arrivare anche a 30 centimetri in maniera poi facile. Poi teniamo anche conto che questo è fatto in calcestruzzo e quindi il calcestruzzo non è che la superficie sia metallica, perfettamente curva.
Teodolite è questo strumento. Io dico, ma ascolta Aurelio, dico, se devo fare il lavoro col teodolite, già che ci siamo, invece che usare la staglia e il filo a piombo, usiamo il teodolite anche per mettere la direzione sud, perché è un'operazione che io faccio almeno normalmente da tanti anni quando faccio delle meridiane. Come si fa? Si deve puntare il sole, e puntare il sole lo si deve fare solo se si è muniti di un filtro solare, perché se voi osservate dentro un qualsiasi, questo è un teodolite a 30 ingrandimenti, ma magari con un binocolo anche, non azzardatevi mai a mirare il sole, perché vi brucia la retina e rimanete praticamente ciechi. Il puntamento del sole, vedete, il reticolo interno del mio teodolite, adesso non sono tutti uguali i teodolite, vedete, c'è questo reticolo interno, io devo fare in modo che il sole qui dentro vada a essere per sé poco tangente a queste 4 lineette che un tempo servivano, quando non esisteva il distanziometro, servivano per trovare le distanze. Quindi il sole si muove velocemente, devo aspettare che arrivi lì dentro, faccio uno stop, un tempo con il cronometro, e a quel punto vedo la posizione del sole in cielo qual è. Soprattutto mi interessa vedere quello che è l'azimut del sole. Però tutte queste cose abbiamo parlato così velocemente. Mi dice che i lavori cominciano alla metà di settembre, e quindi io guardo su Google e vedo che l'orologio, la torre si trova, vedete, in questa posizione. Il sud qui c'è un prato incolto, e non sapevamo qual era la situazione che trovavamo. Quindi io vengo munito assieme al mio amico Gregorio di falce, di stivali, di picchetti, perché non sapevamo veramente cosa trovavamo in loco. E contemporaneamente Aurelio arriva dal Friuli, e lui invece si porta, chissà, forse sapevi qualcosa, non so, si porta invece dei chiodi di acciaio, martello, fisella, corda medica, insomma tutto quello che era necessario per avevamo tante cose per poter tracciare questo orologio. E quando arriviamo sul posto, la mattina del giorno 7, una settimana prima che cominciassero i lavori, guardiamo, Aurelio arriva, mi dice Aurelio, sai che arrivando dal paese ho visto la torre, che bella che era quella posizione lì, mi fa vedere il progetto che io non avevo ancora visto, e vedo che l'origine è a ovest. E allora dico, ma cosa andiamo a cercare del sud se l'origine è a ovest? Ma poi la tiriamo su, poi la portiamo dalla parte di là, no? Dico, allora facciamolo direttamente a ovest. Ma poi fa lui, venendo di là era bello anche farlo ad est, e allora dice, prende il telefono e dice, raggiungiamoci su a 20 minuti, vediamo se metterlo a est oppure a ovest. E così dopo 20 minuti, l'idea mia, sua, quella di Gregorio, insomma, l'abbiamo posizionato nella direzione ovest. Adesso qui ho combinato un disastro. Vabbè. Quindi decidiamo di metterlo a est. Perché a est? Perché a est c'è il campo sportivo, c'è questo bel piazzale per poterlo osservare, vedete qui c'è la chiesa del paese, qui fanno il mercato, insomma le attività centrali di questo paese si trovano ad est, quindi viene deciso di farlo ad est. E quindi passiamo alla tracciatura. Ora io cercherò di farmi capire, non so se riuscirò a farmi capire. La mia idea per riuscire a centrare esattamente questo punto est, perché io devo centrare questo punto, l'idea mia è di piazzare il mio strumento a nord della tangente che passa a nord del punto B praticamente. Quindi io mi devo orientare un po' e decido di mettere lo strumento in questa posizione qui. A questo punto io punto il sole, col metodo che vi ho detto prima. Punto il sole e nell'istante in cui ho puntato il sole, vedete, quindi staziono in S e punto il sole per determinare l'azimut del sole. Faccio questa operazione operando su leghiere, notolini che ci sono in tanti notolini, ce ne sono una ventina in questo strumento, e ad un certo momento, quando l'ho puntato, Gregorio, vedete che è qui vicino a me, che si trova vicino a me, mi fa uno screenshot, cioè mi blocca l'immagine nell'istante in cui ho il sole nel mirino. Gli dico a Gregorio, un tempo lo facevo col cronometro, poi con un computer si tira fuori l'azimut. Invece qui lui mi fa uno screenshot di questo strumento che è Soletumbra fatto da Gian Casavegno, e in questo istante io vengo
a conoscere quello che è l'azimut del Sole, esatto. Ho esattamente l'ora dello scatto, quindi posso verificarlo anche con altri strumenti, ho le coordinate del luogo molto precise, quindi ho l'azimut che vedete è negativo, perché l'azimut, contrariamente ai naviganti, lo si misura in astronomia da sud, quindi è negativo, sud è 180 gradi, sud meno 53 gradi, perché siamo al mattino. E poi vedete mi interessa anche conoscere quella che è l'altezza del Sole, quindi istante. A questo punto però questi dati devo controllarli e devo trasferirli nel mio strumento, o meglio il mio strumento è lì bloccato, lui ha puntato il Sole, io sono lì, quello è l'istante e do l'azimut in quell'istante, ma devo capire cosa dirgli allo strumento, perché per esempio nello strumento non posso dirgli un numero negativo, devo dargli un numero positivo, e quindi mi trasferisco tutti questi dati qui, lì, dobbiamo farlo lì sul luogo, velocemente, trasformo l'angolo che è di 306 gradi partendo da sud, quindi 90, 180, 270, 306, e poi devo trasformarlo in un angolo centesimale, perché il teodolite, l'angolo retto non è di 90 gradi ma è di 100 gradi e l'angolo giro è di 400 gradi e non di 360 gradi, si chiamano gradi Gomo. A questo punto trovo che la mia posizione, vedete, si trova, il mio puntamento è avvenuto a 340,02544 gradi Gomo, e quindi io devo a questo punto, agendo su questa vite dello strumento, metterlo esattamente su questo numero qui, cioè collimare il mio nonio su questo numero. Il che vuol dire che una volta che io ho fatto questa operazione, poi devo chiudere questo sportello e devo liberare il nodolino che si trova in questa posizione. Lo libero, a quel punto io giro lo strumento, quando è a 0 è a sud, a 100 gradi è a ovest, a 200 è a nord, a 300 è dalla parte di là. Non devo più toccarlo. Guardate una cosa, tenete conto che, vedete, ci sono 4 cifre dopo una virgola centesimale. Allora, siccome un angolo, un grado è fatto di 3600 secondi d'arco, questo è più piccolo perché è centesimale e lo spacca, vedete, in 10.000 parti, perché riesco ad arrivare a stimare quella che è la quinta cifra decimale. Teoricamente è poi così. Andiamo avanti, con questo è il nonio dello strumento, c'è il doppio pettine che si incrocia, il 3,40, devo riuscire a metterlo in questa posizione. E a questo punto poi cosa succede? Io mi piazzo esattamente il mio strumento a questo punto è libero, lo porto a 100 gradi, trovo Gregorio con 1 metro che si mette in quella posizione, leggo 45,5 cm, gli sommo quello che è il raggio e girando lo strumento a 0 gradi mi porto 6,35 più 45 nel punto C, che è esattamente il punto in cui poi io, stazionando nuovamente qui, mirando il punto S e girandolo di 100 gradi, 90 gradi sessagesimali 100, mi porto nella posizione E e dovrei trovarmi esattamente nel centro, nel punto che passa per il centro del serbatoio. Faccio quindi questa operazione, ne faccio anche un'altra, una volta che mi sono piazzato qui ripunto il Sole, controllo nuovamente che questo punto sia a 200 gradi, posso anche fare quest'altra operazione, vedete, collimare i 2 punti, perché i 2 angoli che io vado a leggere internamente devono essere 2 angoli uguali. Se sono uguali vuol dire che io sono in centro e quindi vuol dire che il tracciato praticamente è fatto. Praticamente il lavoro mio è finito, però 2 giorni dopo, parlando con Aurelio mi dice: sì, dico, ma scusa, quando cominci i lavori? La settimana prossima. E noi abbiamo messo il riferimento e l'abbiamo messo alla base, ok? Abbiamo misurato con la corda metrica, abbiamo fatto l'altra misurazione, messo il riferimento e lui mi fa, sì, dice, vengono, però pitturano tutto sotto prima, la ditta di pittore, ma se pitturano sotto mi portano via tutti i riferimenti. Allora il sabato mattina, che dovevamo trovarci con gli amici trevigiani a Fregona, decido di venire giù, mi piazzo lì sul punto giusto e prendo come riferimento la punta del campanile di Borbiago, perché dico, se quel giorno arriviamo giù che non c'è il sole, che mi hanno tolto tutto, io posso procedere comunque in maniera
andare avanti velocemente. Così faccio questa operazione e ho fatto bene a farla, perché poi quel giorno, vedete, pioveva e qui sono con il mio strumento coperto dall'ombrello, ma a quel punto non avevo più problemi perché avevo il campanile come riferimento di Azimuth. Qui sono con Aurelio e Alessandro Ferri, che è il responsabile della ditta di decoratori, tutti mi pare dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, 4 ragazzi tutti molto bravi, tutti molto svegli. E Aurelio intanto aveva portato tutte le dime per poterlo tracciare in maniera circolare, per poter agire, insomma non potevamo agire col metro, quindi lui aveva preparato tutte queste dime molto molto importanti, molto belle. Questa è un'altra fotografia, ecco, assieme al figlio, che poi è salito su, vedete qui la torre vedete com'è, insomma io detto subito, io lì sopra non ci vado mica, a 30 metri su quella torre lì così tutta ballerina, doveva andare la gente giovane, sono i ragazzi, e praticamente queste sono alcune fotografie del lavoro finito. Qua un'altra foto, questa è un'immagine vista da altra posizione, e questo è il giorno dell'inaugurazione. Aurelio non poteva andare, sono andato io. Qui c'è Alessandro Ferri, appunto il responsabile dei decoratori, col sindaco di Mira, 29 novembre 2023.